24 punti per ora per il Mazara, 46. Unici due pareggi contro Nissa e Provavare e Don Carlo Misilmeri, 7 vittorie all'attivo. Miglior difesa della stagione. Diallo voleva l'1-2 con Suarez, poi Suarez magicamente recupera il pallone, lo serve a Diallo che mette il pallone in mezzo. Mostruoso Keba, mostruoso. Concentrazione altissima per i due che si affronteranno a breve. Fischia l'arbitro, rincorsa da parte di Torres, aveva intuito l'angolo Keba, la super giovane Castelbuono si porta in vantaggio sul calcio di rigore da parte di Torres, il vantaggio dei ragazzi di Inter Bognanni. Diallo che prova a prolungare, va Palardo, pallone dentro, Diallo, era tutto buono, Diallo spreca una grande opportunità. Fischia l'arbitro, parte Licata, conclusione basta per conclusione, calcio d'angolo, va ad andare qui Torres, Suarez prova a mettere il pallone, c'è Torres, quel Cianci non ti smentisce mai, 2-0. Aveva fischiato, il giocatore Mazzara è andato a passare dal passaggio, Suarez mette il pallone in mezzo a cercare Diallo, poi Pappalardo potrebbe coordinarsi, fronteggiato da Erbini, poi Antus, il suo sinistro dice tra le braccia di Keba, dentro il colpo di testa alla rete, Ortiz, anzi Jammem trova il gol del 2-1 all'improvviso, riapre il Mazzara 46 con Jammem per Pappalardo, Benisi, Garofalo, cercare poi di Torres che è partito di posizione regolare, Torres, calcio di rigore giallo per Keba, con il mancino, rincorsa centrale da parte di Arenoso, Arenoso contro Keba, fischia l'arbitro, la rincorsa da parte di Arenoso, 3-1 super giovane, ha ristabilito il +2 la super giovane Castelbuono con Federico Arenoso. Attenzione, Belecco, serve il pallone con Bombardo che poi calcia al lato, Bertoglio prova ad andare via, Bertoglio si rialza, prova adesso la posizione, opportunità per il Mazzara Rosella, da parte di riparte nuovamente il Mazzara 46 che insiste, conclusione, pallone passa Jammem, palla che si perde sul fondo, il Mazzara 46, palla dentro, poi conclusione, rete del Mazzara, conclusione da parte di Sheriff, 95, 3-2.